Le questioni decisive in ordine al tema di oggi mi sembrano proprio queste due. Da una parte la responsabilità personale, l'io, qualcuno ha scritto è il tempo della persona, e dall'altra il contenuto di questa comunicazione da dare ai nostri ragazzi. Sulla responsabilità personale, a me l'ho imparato quando ero giovane leggendo Václav Havel, Il potere dei senza potere, che racconta del fatto che la rivoluzione comincerà quando il fruttivendolo si rifiuterà di mettere il biglietto che il regime gli fa mettere nella cassetta della frutta. Sa di scomparire, sa di assumersi una responsabilità grande e infatti quando lo fa finisce nel gulag, ma quello è l'inizio della rivoluzione. Le forze che muovono la storia sono le stesse che muovono il cuore dell'uomo, qualcuno ha detto recentemente. E quindi la prima cosa mi sembra, come esito di questa chiacchierata, è un'assunzione di responsabilità da parte di chi se la vuol prendere, indipendentemente da antiche appartenenze o etichette. Per far cosa? Per comunicare ai giovani la speranza di cui hanno bisogno, che disperatamente chiedono. Cosa vuol dire speranza? Vuol dire che ci devono essere degli adulti che guardano questi giovani scommettendo su di loro e scommettendo su di loro li accompagnano, indicano, testimoniano un'esperienza positiva della vita, con tutto il dolore e il dramma che può comportare, ma testimoniare che la vita è un bene, è una cosa grande, è l'unica cosa che ci chiedono i nostri figli. Fatto questo è facile poi individuare strumenti per aiutarsi, per diventare grandi, per produrre, dopo va bene tutto, ma ci deve essere questa premessa.